All'interno del nostro calendario eventi abbiamo pensato ad una serie di appuntamenti dedicati al benessere interiore e al benessere fisico. Scoprite di che cosa si tratta. Buongiorno a tutti, sono Laura Orlandi, rappresentante della Federazione Italiana Yoga del Veneto e di Asso Yoga. Circa una decina di anni fa, dopo essermi da poco diplomata in federazione, ho deciso insieme ad altri miei amici di organizzare un workshop con il presidente della Federazione Italiana Yoga e abbiamo scelto come location il Parco Giardino Sigurtà. Da questo incontro, visto il pensiero illuminato dei proprietari del parco, abbiamo proposto una serie di incontri, quindi di sedute di yoga al parco durante i mesi di giugno e luglio. E da lì è cominciata l'avventura, perché questo appuntamento si è riproposto ogni anno e ogni anno noi ci troviamo nel mese di giugno e di luglio con un bel numero folto di abbonati a condividere le serate e la magia del parco chiuso una volta alla settimana per le lezioni di yoga. Le nostre serate avvengono a parco chiuso, cioè quando è terminato l'orario di visita e quindi abbiamo in esclusiva la possibilità di muoverci all'interno del parco senza limitazioni. Ogni sera decidiamo un posto nuovo, un posto che ci ispira. Possiamo scegliere il grande manto erboso, come possiamo scegliere anche lo spazio vicino al laghetto delle tartarughe o come pure ci possiamo posizionare vicino alle grandi fioriture della stagione. Quale rappresentante della Federazione Italiana Yoga per la Regione Veneto, queste serate, le lezioni di yoga sono ovviamente patrocinate dalla Federazione Italiana Yoga. Negli anni, oltre allo yoga, si è avvicinata anche la ginnastica dolce, quindi gli appuntamenti di questo progetto e di questo percorso sono due, con lo yoga una volta alla settimana e con la ginnastica dolce. Perché fare lezione al Parco Sigurtà? Quello che nello yoga viene considerata l'energia che ci circonda e nella quale siamo immersi si chiama prana. E nel Parco Sigurtà questa energia circola dalla mattina alla sera. La pratica al parco è una pratica rigenerante, è una pratica che ci riporta a contatto con la vera natura e la vera essenza di ciò che respiriamo e di ciò che stiamo per vivere. Quindi è una magia ed è un grande regalo poter praticare al parco, perché l'atmosfera e perché il prana che il parco produce è veramente unico.